Inizia oggi ufficialmente con la proclamazione di Michele Sodano a sindaco di Agrigento il corso della nuova amministrazione comunale. Nella sala dedicata alla cerimonia istituzionale il sindaco uscente Franco Miccichè ha consegnato la fascia tricolore al nuovo primo cittadino Sodano. All'evento hanno partecipato amministratori, sostenitori e numerosi cittadini, tra i presenti anche i familiari del neosindaco. Sto rivivendo quasi quello che ho vissuto io 5 anni e mezzo fa. Una cosa bella, complimenti. Sei stato bravo, siete stati bravi. Lasci il comune in buone mani. Io ho più tentato. Grazie. Anche perché che se ne dica te lo lascio, pittate te lo le consegne. Grazie. Siete pieni di una grandissima responsabilità, mi fa piacere anche rappresentare quella che è l'emozione secondo me di tutta una grande generazione che finalmente è chiamata anche a prendere un ruolo importante di rappresentanza all'interno appunto di Agrigento, quindi come ho detto dal primo momento è una vittoria che dedico alla mia generazione, a tutti quelli che se ne sono andati, per cui lavoreremo affinché si possa tornare, e a tutti quelli che già da oggi ci aiuteranno a contribuire ad un Agrigento diversa. Un Agrigento dove appunto ognuno di noi si sente responsabile del futuro della città. Noi costruiremo valore, costruiremo solidarietà, costruiremo giustizia sociale, riusciremo a mettere alle spalle quelli che sono i nostri problemi atavici, emergenziali, che non possono in alcun modo essere ancora presenti in un capoluogo importante come Agrigento, e mi riferisco naturalmente in primis all'acqua, per cui subito avvieremo un lavoro importante che non si fermerà ad Agrigento, arriverà a Palermo e farà del tutto appunto affinché si possa invece progettare quello che è il futuro. È un futuro di opportunità, un futuro di lavoro, un futuro dove si sarà liberi e felici di poter avere qua una famiglia e con serenità vedere i propri figli crescere e investire, e quindi dare appunto una possibilità personale di realizzarsi in questa nostra terra. Ecco, questa è un po' la sfida. So di avere una squadra straordinaria che già ha cominciato a lavorare con me proprio per pianificare quelli che sono i prossimi anni, e so anche che di una grande vicinanza da parte di tutta la cittadinanza, che oggi ringrazio ulteriormente perché la fiducia che ci è stata data durante le elezioni è immensa, inaspettata, ci ripaga di grande gioia, ci dà un grande senso di responsabilità e ci permette appunto di dire: questo Agrigento lavoriamoci insieme con una grande iniezione di ottimismo per arrivare a costruire noi stessi, essere artefici del nostro futuro, lasciando alle spalle tutte quelle che sono le negatività, distendendoci proprio con la certezza di poter essere noi stessi artefici del nostro futuro. Lo so, pieno di emozione. Lascio la parola a Franco che sicuramente può raccontarci di 5 anni difficili, può anche trasferirmi di quella che appunto è l'eredità di un comune complesso, ma che sicuramente va ben amministrato, va ben gestito, come dicevo prima, appunto per costruire un futuro valido per tutti noi agrigentini e agrigentine. Io voglio ringraziare il neosindaco Michele Sodano per le belle parole, per l'entusiasmo che apprezzo tantissimo, perché ci vuole tanto entusiasmo e tanta forza, tanto coraggio per andare avanti e per portare una macchina amministrativa così complessa. Dico complessa perché ci sono, ahimè, 1/3 di dipendenti di quello che dovrebbe essere proprio l'organico, quindi è molto difficile portare avanti spesso i progetti. Nonostante ciò siamo riusciti a lavorare, c'è la problematica dell'acqua e sono convinto che tu porterai avanti quello che già è in programma, conosco la tua caparbietà, conosco la tua volontà, quindi sono fiducioso. Per quanto riguarda i progetti, io ho sempre detto, 5 anni di sindacatura sono troppo pochi, 5 anni ti servono per capire, per lavorare e per programmare, gli altri 5 anni servono poi in effetti per realizzare quello che tu
hai fatto, il lavoro che hai compiuto. Lascio un comune con un ottimo fondo cassa, lascio un comune 97 milioni di euro erano fino alla settimana scorsa, oggi sono 103 milioni di lavori già decretati, in parte avviati, in parte da avviare, quindi buona fortuna e in bocca al lupo. Sono convinto che la continuità amministrativa ci sarà, sono convinto che quando avrai bisogno mi chiamerai anche a telefono, perché non è il singolo amministratore che deve andare avanti, è la città. E tu hai tutti i presupposti per poterlo fare. Ripeto, ti apprezzo tantissimo per il tuo entusiasmo e per la tua volontà. Le competenze non ti mancano, la squadra c'è, ho visto che la squadra c'è, quindi in bocca al lupo e grazie per avermi lasciato un'eredità. Sono emozionato perché l'eredità in effetti te la sto lasciando io. E ti ringrazio, ecco, era una battuta perché ritorno al mio lavoro, io ho altri 2 anni da fare il medico, mi dedicherò tantissimo anche agli sbarchi dei migranti, che per 40 anni l'ho sempre fatto e non ti nascondo che voglio ritornare a farlo, perché quella è una missione e che non è qualcosa che è dovuto, ma perché lo sento veramente.